il controllo di palla con le sue scarpette verdi ben vistose. Va a segno Matteo Palermo e porta sul 5-2 Sant'Arcangelo. Ha depositato canestro. Caroldi per la Liomatic, si sposta a ricevere il passaggio Truccolo, poi palla per Baldirossi, l'assist per Visconti che fa saltare Silimbani e poi va a realizzare un altro canestro per lui. I rivali Bonaiuti si scambiano palla, poi è Bonaiuti ad andare a realizzare questo canestro, miglior realizzatore Truccolo sull'ottima imbeccata di Luca Visconti. E nuovo errore di Silimbani dall'altra parte. Ancora Truccolo e ancora la 3, un'altra magia di Riccardo Truccolo. Una tripla che non è andata a segno mentre c'è il contropiede e la stoppata di Riccardo Truccolo che ci regala. Buonamente l'apertura per Giacomo Chiatti, si va al filo dei 24 secondi e ci pensa Visconti. È il numero 10 Eugenio Rivali, ancora Chiatti a disturbarlo in maniera vistosa, l'apertura per Bedetti, poi Bonaiuti che va al tiro e realizza, è rientrato subito in partita. Il pallone di Luca Visconti, in 3 su di lui, Cudolo per Sant'Antonio, Baldirossi dalla lunghissima distanza, il tiro che si infila come una precedente, un dato che fa ben sperare. Riccardo Truccolo per l'attacco della Liomatic, l'azione personale di Truccolo, il passaggio per Pippo Baldirossi ed eccolo la Liomatic, è tornata con Pippo il suo show personale, la palla di Palermo, il palleggio arriva sul filo dei 24 secondi ma c'è questo assist per il liberissimo Igelo con Italiano, la palla Bonaiuti, la pressione di Giacomo Chiatti su Bonaiuti, l'apertura per Broia, spaglia canestro su di lui Baldirossi, Broia per Silimbani, il canestro di Silimbani, attenzione, 49 pari, time out. Riccardo Truccolo, 15 secondi alla fine della partita, la rimessa di Truccolo, il pallone che carambola sui piedi degli avversari che possono andare in attacco, insperato questa possibilità davvero insperata per Sant'Arcangelo, cambia completamente lo scenario con Rivali che va a realizzare il canestro che gioca ancora in campo. Liomatic, la palla per Pippo Baldirossi e finisce qui una azione non sfruttata, anche l'ultima da Perugia, forse purtroppo diciamo amaramente il simbolo di questa partita un po' stregata.